scena. Abbiamo anche una seconda menzione d'onore per quanto riguarda Panda Noir Inediti, e a premiare questa seconda menzione d'onore di Panda Noir Inediti chiamerei qui con noi il giurato, nonché fondatore del premio Prunola, Alessandro Coppo. Ovviamente salutiamo anche l'associazione Dentro Centro, vero Alessandro? Di cui tu sei consigliere, peraltro. Sì, allora, prima di tutto ringrazio l'associazione Dentro Centro, di cui sono consigliere, l'associazione dei commercianti delle mura di Castelfranco Veneto. Abbiamo in sala il nostro presidente, Paolo, eccolo là. Non lo vedo. E che dire? Panda Noir. Io sono particolarmente legato a questa categoria perché avevo vinto nel 2015 la menzione d'onore al primo storico Panda Noir, per cui ci tenevo ad essere io a premiare una di queste menzioni. È stato un concorso che mi è rimasto nel cuore, è stato un momento in cui abbiamo cominciato a collaborare, io e Andrea Tragli con le edizioni, è stata la base, come abbiamo spiegato prima, del premio Prunola che tante soddisfazioni ci sta dando. Ringrazio di nuovo tutti voi, ringrazio in particolar modo il corpo comunale e il sindaco per aver aperto la serata. Abbiamo fatto un'entrata un po' goliardica, ma siamo fatti così, e direi di passare a premiare. Direi sì. E quindi invitiamo la nostra Francesca, la nostra assistente. Altra novità, come notate, queste presenze femminili che ci aiutano, mi coadiuvano nella gestione del palco. Grazie Francesca per la busta con il nome del vincitore che adesso scusa, Alessandro ci dirà. Allora, la seconda menzione d'onore della categoria Panda Noir Inediti va a Maria Cristina Ruggeri con Veleggiata in acque torbide. Un applauso a Maria Cristina. Grazie Maria Cristina, un applauso e consegna il premio Alessandro Coppo. Alessandro. Qual è? Vuole appoggiare così? Sì, sì, sì. Così li facciamo anche vedere i premi. Ok. Prego, sì. Felice, anche perché sono l'unica partecipante donna alla sezione Panda Noir in questo 10, credo. Più che la partecipante è la finalista. Sì. Partecipato non lo so, però insomma lo trovo un gesto, sono molto contenta. Anche noi siamo molto contenti. D'altra parte il libro meritava, è stato indicato da più giurati, ha ricevuto delle ottime valutazioni, è un libro particolarmente interessante, per cui è qui perché è stato bravo. Beh sì, grazie. Immagino che non sia solo un gesto cavalleresco. Bene. Allora, Maria Cristina, tu sei un amante della nave, dei banda. Della natura. Ecco, adesso questo funziona meglio. Sì, della natura in realtà, quindi cioè la nave in quarto contatto con la natura soprattutto. Che ci vuoi parlare un po'? Come del mio romanzo, di che cosa parli? Allora, ma penso che sia abbastanza anomalo come giallo, nel senso che non c'è la tipica inchiesta, diciamo, di un poliziotto, di un commissario che segue una serie di omicidi. Dunque il romanzo si svolge tutto in una barca, cioè diciamo la maggior parte una barca a vela. Ci sono una serie di personaggi che si incontrano e non si conoscono e si ritrovano appunto a condividere questo spazio un po' chiuso che è l'isola dal resto del mondo. E da qui insomma succedono tutta una serie di eventi, non posso entrare nei dettagli chiaramente, e pian piano diciamo la situazione si deteriora finché non si arriva a dei colpi di scena che chiaramente non svelerò. Bene,
Gianluca? Sì, io direi che ci possiamo accomodare per ascoltare un brano. Sì, accomodatevi pure. Chiedo sempre al nostro tecnico Daniele un po' di atmosfera, grazie Daniele, e i nostri lettori ci faranno ascoltare un brano tratto dal libro. Giangi sbatté con vigore la portiera della macchina, soffocando lo sbuffo d'insofferenza. Lo sbalzo climatico tra l'aria condizionata imposta nell'intero tragitto Bologna-Opatia e la ventata afosa e soffocante che li aveva accolti al loro arrivo aveva creato di fatto un disagio immediato nei 3 componenti dell'equipaggio. Consapevole della responsabilità di una scelta climatica quasi criminale all'interno della BMW di sua proprietà, l'avvocato Ludovico Venturi optò per l'attacco frontale come migliore difesa per uscire dall'impasse. È proprio demenziale dare appuntamento in un posto del genere a dei clienti che non conoscono la Croazia, sbottò secco, suggerendo una mancanza di oculatezza nella scelta dell'agenzia specializzata in vacanze nautiche. L'effetto immediato fu quello di insinuare un pungente senso di colpa nel terzo elemento della compagnia, il dottor Guido Farolfi, beato consorte di Giangi, nonché noto umorista e ancor più noto elemento dalla facile adombrabilità. Grazie alla nostra lettrice Maria Cristina Learchini e riconsegniamo il premio per fare qualche foto prima dell'uscita della nostra Maria Cristina Ruggeri con Veleggiata in acque torbide. Musica!